A Treviso dal 15 maggio al via la settimana della sostenibilità. Sono 43 gli eventi in calendario, tutti aperti al pubblico. La kermesse sullo sviluppo sostenibile che sta cambiando l'economia e la società è organizzata da Confindustria Veneto Est in collaborazione con la provincia di Treviso, nella cui sede, il Sant'Artemio, si terranno i 43 eventi in calendario, tutti aperti al pubblico. Una sostenibilità che sia virtuosa non solo per l'azienda ma per il territorio stesso. È una settimana che non si rivolge solo alle aziende ma che si rivolge a tutto il territorio, perché noi possiamo lavorare alla crescita e al virtuosismo di essere sostenibili all'interno di un nostro perimetro che è quello industriale, ma deve crescere tutto il territorio. Si è sostenibili e quindi anche attrattivi se tutto il territorio va ad essere sostenibile. A chi conviene la sostenibilità? Conviene in primis a noi imprenditori, perché è sicuramente un plus che viene riconosciuto non solo al territorio ma anche verso i clienti e verso quelle filiere internazionali alle quali le nostre aziende sono inserite, quindi sicuramente rappresenta un plus oggi ma rappresenterà un plus e una necessità un domani. L'obiettivo comunque principale è quello di far incontrare le imprese con i propri imprenditori, gli enti locali, le amministrazioni, le start-up, i ricercatori, le università e le scuole, e creare una sorta di contaminazione per capire esattamente e appunto contaminarsi, come dicevo, per capire qual è il percorso migliore per arrivare a un livello di sostenibilità, se così possiamo dirlo, migliore. C'è chi l'ha già fatto e quando noi abbiamo questo tipo di incontri è molto più facile gestirle. Quindi voi mostrate chi lo sta facendo o chi l'ha fatto? L'interessante sarà appunto nei pomeriggi di questa settimana ci saranno degli imprenditori che sono quelli che fanno parte di un gruppo di imprenditori che negli ultimi 8 anni si sono impegnati particolarmente in questa cosa e sicuramente hanno fatto un lavoro col cuore, come si suol dire, da veri imprenditori, e spiegheranno come loro sono arrivati a questo livello, quindi renderanno questo percorso tutto sommato facile, perché la cosa più facile è quando uno ti dice io per esempio faccio così, allora uno si trova, tra l'altro poi noi apriamo le porte delle nostre aziende, le facciamo visitare, cioè è più facile per tutti, soprattutto questi di questo gruppo, entrare in quest'ottica. Green, persone e inclusività sono al centro della manifestazione che dopo il successo dello scorso anno con la presenza di 1200 persone si articolerà in incontri, seminari, programmi di formazione, workshop, ma anche storie di successo e mostre d'arte, affrontando con particolare attenzione i temi del sociale e dell'impatto sull'economia e il lavoro. Settimana importante in quanto abbiamo la possibilità di illustrare le nostre ricerche in ambito di tema di sostenibilità e di responsabilità sociale. La Proetica assieme alla Fondazione Nord-Est ha effettuato uno studio importante su un vasto territorio industriale, manifatturiero, e ne ha ricavato delle informazioni molto importanti nell'ambito della sensibilizzazione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Quanto importante è coinvolgere, fare rete, coinvolgere anche le scuole, oltre alle imprese, l'università? È molto importante perché ovviamente si crea la base per la sensibilizzazione diffusa, non soltanto degli interessati, che in questo momento potrebbero essere le imprese e i professionisti, ma diffondere la cultura è a base di un comportamento futuro sull'atteggiamento e la propensione delle persone alla sensibilizzazione di queste tematiche. Spazio anche all'innovazione e alle start-up. Questa settimana della sostenibilità vedrà esattamente come l'anno scorso il rinnovarsi di Green Bites, che Green Bites è un evento dedicato alle start-up, quindi al mondo dell'innovazione, ma a differenza dell'anno scorso quest'anno andremo alla scoperta dei luoghi dell'innovazione in tutto il territorio veneto. Quindi andremo a visitare StarCube, T2I, Venisia e le village di Crédit Agricole, quindi ci muoveremo appunto fra Treviso, Padova, Venezia e Rovigo. Per chi non mastica startup, questi nomi che lei ha fatto sono che cosa? Sono il valore aggiunto dell'innovazione, sono incubatori, acceleratori ed ecosistemi dell'innovazione, quindi sono i luoghi in cui appunto le start-up nascono, crescono, si evolvono fino ad essere appunto lanciate nel mercato, in questo caso dell'innovazione sostenibile. Voi che siete pionieri, no? Rispetto alla sostenibilità, che tempi sono questi? Un po' insomma com'è cambiato l'atteggiamento? Siamo a un buon punto rispetto per esempio anche agli altri paesi europei? Assolutamente sì, diciamo che ci stiamo avviando anche a un cambio di mentalità.
Ovviamente quando Proetica è iniziata quasi 20 anni fa la sensibilizzazione era molto più difficile, le tematiche sono sempre più presenti in tutti gli argomenti della vita quotidiana e quindi adesso potremo raccogliere dei risultati o meglio delle informazioni molto più importanti di sostenibilità, di sensibilizzazione e diffusione anche di queste tematiche.